docenza, comunque c'è il fatto di avere fieramente un excursus nell'associazionismo, e Gavino Farina, che è l'ultimo, last but not least, come dicono i giapponesi. Al terzo mandato come consigliere con delega alla tutela delle tradizioni dell'Unione Folclorica Italiana, Unione Folclorica Sarda, che peraltro ricordiamo in questi giorni è in festival, perché è in corso l'UFS Festival Patrimonio Identitario di Sardegna. Oggi è il secondo giorno, è iniziato ieri, 19, 20, 21, 22 aprile. È un festival diffuso tra Quartucciu, Trinità d'Agultu e Bosa. Infatti finito qua si indosserà la maschera da supereroe e partirà per una nuova tappa del festival. Appartiene peraltro al gruppo folk Fudesu di Osilo da 30 anni, e però per 12 anni è stato anche presidente. L'intervento di Gavino Farina verterà non potrebbe essere altrimenti, il ruolo dell'associazionismo nella tradizione. Gli lasciamo la parola e anche il microfono. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie Antonio per avermi dato questo ruolo scomodissimo, tra l'altro. Grazie al gruppo Santo Tuedo, a cui faccio i miei migliori auguri di fare altri 50, 100, anzi 150 anni. Ovviamente parlare dall'Isre è come parlare, come diceva Marcello poco fa, dal cuore pulsante della tradizione e della cultura in Sardegna, per quanto riguarda veramente l'abbigliamento, il ballo, tante altre cose ovviamente che l'Isre ha raccolto al suo interno. Certo, parlare dopo tre relatori che mi hanno preceduto è abbastanza complesso e difficile. Poi ovviamente, avendo conosciuto per 30 anni Franca Rosa, so benissimo che parlare dopo di lei bisogna stare attenti, altrimenti mi guarda male subito. Quindi devo stare attento a quello che dico. Ovvio, tratterò un argomento che in parte è stato già toccato diverse volte, toccato anche in maniera molto eccellente. Infatti ringrazio chi mi ha preceduto, Marcello, Franca Rosa, ovviamente Nicola Broccolini, che hanno toccato dei punti molto delicati, molto salienti dell'associazionismo. Ovvio siamo qua perché un'associazione ci ha invitato, quindi vorrei partire da questo obiettivo qua. Siamo qui tutti a parlare di tradizione sicuramente, ma siamo qui perché un gruppo folk ha organizzato un convegno e ha fatto tradizione, secondo me, ha fatto cultura. Quindi credo che ci sono associazioni e associazioni che ovviamente hanno dei ruoli differenti. È stato detto sicuramente che la tradizione è anche evoluzione. Non è cambiamento radicale, ovviamente. Come è stato spiegato, non può essere cambiamento, può essere sicuramente evoluzione, ma non cambiamento. Spesso e volentieri si va incontro a associazioni che per vari motivi, e forse è meglio anche toccare alcuni motivi, perché non ce l'ho, me lo creo, me lo invento, il ballo, l'abbigliamento, tutti e due, toccherei tutti e due i passaggi, non c'è nessun problema a toccarli tutti e due, non è proprio così. In realtà lo studio serve a questo, l'ISRE serve a questo, ma anche il continente, come diciamo noi, avendo la possibilità di poter ormai conoscere tante associazioni del territorio nazionale, tramite l'Unione Folclorica Italiana ho visto che tante associazioni stanno prendendo la via dello studio sul ballo, lo studio sull'abbigliamento. Una cosa importante è che si stanno creando delle collaborazioni con chi antropologicamente parlando ha delle competenze sul settore. Questo è fondamentale per le associazioni ed è fondamentale per il ruolo e le responsabilità che le associazioni hanno. Io credo che
Molto semplicemente le associazioni abbiano parecchie responsabilità, tante. È vero sicuramente che negli interventi precedenti abbiamo parlato di spettacolarizzazione. Questo sicuramente è avvenuto anche perché qui abbiamo avuto la possibilità tramite il turismo di dover spesso e volentieri spettacolarizzare il folklore in una maniera anche eccessiva, che non era forse neanche necessaria, e che ha trasformato, come più di una volta la Contu ha detto a tutti, ci ha detto a tutti, perché mi metto in primis, per 30 anni ho sentito queste parole qua che erano giuste, non era necessaria per poter in realtà rappresentare quella che era la nostra tradizione. Credo che si stia però ritornando, forse, a quella strada che si è rimarcata per anni, e faccio riferimento al gruppo Santo Credo, ad esempio, che è ritornato su una strada di studio e su una strada ha preso coscienza sul fatto che comunque probabilmente negli anni si erano commessi tantissimi errori. Ad oggi però mi rendo conto che parecchie associazioni, collaborando con gli studiosi, si è resa responsabile anche spesso e volentieri, si è caricata di errori, perché questa è la realtà, che si erano commessi nel passato. Non è facile, io dico sempre questo, non è facile rappresentare un'associazione, è molto difficile, perché le responsabilità del passato sono tante e tutto questo di sicuro cambiarlo non è facile. Ovvio, io apprezzo sempre tanto le iniziative che si fanno e noto che un'associazione oggi non si chiude più a una mera rappresentazione sul palco. Un'associazione oggi fa dei convegni, fa dei premi regionali, fa delle mostre che sono necessarie oggi per poter cambiare e invertire quella rotta che si era sbagliata completamente, perché era una rotta che si era completamente sbagliata. È vero che ci dobbiamo prendere oggi le critiche, ce le dobbiamo prendere tutte, dobbiamo avere ovviamente anche un po' di umiltà nel dire abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato, hanno sbagliato, molti dicono, ma in realtà abbiamo sbagliato, perché facendo parte di quell'associazione oggi abbiamo ereditato quegli errori. Quindi dobbiamo umilmente dire abbiamo sbagliato, vogliamo capire meglio, vogliamo cercare di fare molto meglio e stiamo facendo questo. Quindi se oggi a un festival internazionale, che tra l'altro qua abbiamo un festival internazionale che hanno 40 anni, quindi non hanno un giorno, e hanno parecchio lavoro dietro, ci siamo confrontati, è vero, con tutto il mondo, e questo non ci ha fatto male, assolutamente, non ci ha fatto assolutamente male, anzi, posso dire che ci ha fatto bene. Probabilmente anche quello, la visione di viaggiare, di aprirci e vedere anche altre realtà, ci ha fatto sicuramente pensare che avevamo ereditato sicuramente dei gioielli, di abiti, di balli, di strumenti che oggi rivediamo finalmente, strumenti che appartenevano veramente alla tradizione forse più antica e li rivediamo oggi. Non dimentichiamoci che abbiamo il canto a tenore che accompagna i balli, e il patrimonio comunque è un patrimonio ormai a livello internazionale, sappiamo benissimo a cosa ci riferiamo. Quindi non ci siamo soffermati solo ed esclusivamente su quella parte folcloristica che effettivamente non è sicuramente la realtà che noi dobbiamo rappresentare. È forse una sfumatura che ci può essere, perché ci può essere. Però è vero che il ballo era un ballo di piazza. Portandolo, e mi ricollego a Marcello, sul palco, abbiamo creato sicuramente un distacco tra la piazza e il palco. E di questo ci dobbiamo prendere le responsabilità. Poi non entro ovviamente nel merito sicuro dell'abbigliamento, perché non è mia materia, e so benissimo che anche lì ci sono state delle trasformazioni, anche nei paesi come il mio, che ha avuto una tradizione forse
e deve ringraziare a tutta la tradizione che ha avuto, c'è stato comunque una trasformazione. Faccio un esempio piccolissimo, che forse Francalotto sicuramente conoscerà a memoria, della balza che da così diventa raddoppia o triplica. Questo ovviamente poi non entro nel merito del perché e del per come, perché lascio le competenze a chi ce le ha, perché vivo di questo, di lasciare le competenze a chi ce le ha. Però a livello di associazionismo posso dire, rappresentandolo ormai da tanti anni, che le associazioni stanno veramente invertendo la rotta. Devo ammettere che alcune associazioni non l'hanno fatto, e chi non l'ha fatto bisogna ammettere che ha deturpato parecchio la strada di chi ha voluto migliorare. E qui voglio anche dire che per queste associazioni che comunque sono rimaste un po' ferme, molte volte non è neanche un voler rimanere lì ancorato, ma è anche una mancanza di sapere. Perché spesso e volentieri è proprio la mancanza del sapere che porta ad ancorarsi a un abbigliamento completamente sbagliato, a un ballo completamente sbagliato, a delle musiche che non sono le nostre. Ancorarsi a queste cose qua, non sapere vuol dire anche non confrontarci e non rapportarci con il futuro, vuol dire che questo. Voglio ancora un po' di tempo, Carlotta. Visto che ci sono tanti giovani in sala, vorrei aprire una parentesi sui giovani. Oggi tenere i giovani dentro le associazioni non è facile. Questo perché, e con Antonio ne abbiamo parlato, dobbiamo contagiare la passione e non attirarli dentro perché ci servono per fare le serate. Questa è una cosa sbagliata completamente. I giovani devono appassionarsi a indossare un abito, devono appassionarsi a stare dentro un'associazione. E cosa vuol dire associazione? Vuol dire stare insieme. Quindi se non si impara a stare insieme, a confrontarsi, l'associazionismo, un gruppo forte di per sé, come volgarmente li chiamiamo oggi, perché oggi si chiamano associazioni culturali folcloristiche alcune, perché stanno iniziando a fare cultura. Non possiamo tirarci indietro di fronte a questo. Oggi ci impone la cultura e la società di oggi che ce lo impone. O facciamo questo, o siamo mere associazioni che sediamo sul palco e facciamo spettacolo. Per fare spettacolo si può andare anche al teatro, giusto? Possono fare anche altre cose, cioè lo spettacolo si può fare in diversi modi. Quindi credo che abbiamo necessità di coinvolgere i giovani, di contagiarle la passione. Senza la passione andranno a farsi fare l'abito dal primo che trovano, andranno a costruire abiti, credo vanno a mettere in quella famosa casapana che diceva Conte, e sigillarla probabilmente con il silicone, con i chiodi. Andremo purtroppo ad avere passi completamente lontani da quelli che sono il ballo dei paesi della comunità vicina. Una cosa che volevo sottolineare è il fatto che, faccio un esempio, non dappertutto il ballo di piazza è rimasto. Io conosco benissimo la realtà di Bilarza, che è bellissima, che ha dei novenai stupendi e che ha al suo interno una tradizione veramente radicata di ballo in piazza, ma posso dire che nel Lugudoro, ad esempio, il ballo in piazza è scomparso. Il ballo di piazza scompare e è rimasto fondamentalmente solo il ballo di palazzo. Quindi questo, io parlo di, se si crea un ballo in piazza, carnevale forse, lo ballano quelli che ballano nel fuori, ma sono veramente pochi. Quindi lo scomparire anche questa è una responsabilità che abbiamo. Però devo anche dire che oggi un vecchio ballerino, che, parlo del Lugudoro ovviamente, un vecchio ballerino a cui si chiede di ballare in piazza, ti dice no, assolutamente no, non ballerà mai in piazza. Quindi anche su questo dobbiamo fare delle riflessioni che non sono davvero, forse ci serve da fare un'altra canna su queste cose. Quindi
cioè, è molto ampio il discorso, però le associazioni hanno veramente comunque sia dei limiti, dobbiamo riconoscerli, perché tutto questo patrimonio che abbiamo, che sia un patrimonio di ballo, che sia un patrimonio di abbigliamento, senza le associazioni, oggi io credo che sarebbe dentro le case a parte o all'interno forse di museo, ma non da nessun'altra parte. Non credo che sicuramente la Francia, l'Argentina, il Portogallo, piuttosto che altri paesi del mondo avrebbero conosciuto le nostre tradizioni. Quindi sicuramente siamo anche ambasciatori, non ci si può negare il fatto che siamo anche ambasciatori. Quindi credo che, voglio concludere prima che mi sgridino, siamo sicuramente ambasciatori del folklore e della tradizione, questo è vero. Poi possiamo anche accettare e dire che rappresentiamo, è vero che rappresentiamo, ma quando andiamo lontano siamo anche ambasciatori della tradizione, portiamo ciò che la nostra comunità, chi lo fa per bene, ciò che la nostra comunità ci ha lasciato di secoli. Poi ovviamente possiamo muovere delle critiche che sono accettabilissime, anzi, che devono essere fatte, perché senza le critiche non si va avanti e non si costruisce niente. Quindi io credo che per sapere ovviamente dove andare dobbiamo sapere da dove veniamo, non c'è altra soluzione. Grazie a tutti.